Siamo in compagnia di Enrico Mariotti, allenatore del Centro Palmer Roller Hockey Scandiano, vittoria 2-1 della BDL Minimotor Correggio proprio contro la formazione scandianese. Un giudizio da parte di Enrico Mariotti su questa partita? Ma è una partita molto equilibrata, dove le due squadre hanno giocato a un livello pari, tant'è che poi si è risolta con uno scarto di un gol dove poteva andare bene a noi e andava bene a loro, perché nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di traverse sull'1-1, se va in vantaggio l'episodio può cambiare la partita, invece poi loro hanno trovato il secondo gol, lì hanno cercato di gestire, l'hanno fatto anche bene. Nonostante tutto poi ci sono stati episodi di espulsioni, punizioni sbagliate, superiorità numerica non sfruttata e la partita è rimasta lì e poi si poteva anche pareggiare con l'ultima punizione di prima. Penso che quando si vince si ha sempre ragione, credo che abbiamo prodotto qualche occasione in più o perlomeno se non l'abbiamo prodotta ci sono state delle situazioni dove il Correggio ha perso delle palle sanguinose dove noi non ne abbiamo approfittato e quindi va bene così, andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Ecco, in casa Roller Hockey Scandiano, terzo posto, 22 punti conquistati fino a questo momento. Siete soddisfatti del percorso che avete fatto sin qui nel girone A di Serie A2? Siamo nella zona dei playoff, che è quello che vogliamo. Poi avere qualche punto in più dipende da noi, bisogna crescere, avere una squadra giovane, bisogna crescere, maturare, acquisire più personalità e quindi questo ci permetterà poi di portare a casa qualche punto in più. Io come gioco, come contesto di partite sono contento, c'è dei margini per migliorare, quello lo facciamo giorno a giorno, i ragazzi sono bravi in quello, si rendano disponibili al 1000 per 1000, ovviamente c'è ancora tutto il girone di ritorno quasi, quindi la strada è lunga. E poi ci sono ancora i playoff dove Scandiano è all'interno delle 4, quindi assolutamente anche quello è un aspetto che immagino stiate considerando. Sì, lo consideriamo, noi guardiamo davanti, chiaramente in questo momento guardiamo al Correggio e al Breganze che sono squadre più attrezzate di noi in questo momento e lo dimostra anche la classifica, però guardiamo a loro e ogni tanto diamo un occhio dietro, però noi sappiamo che possiamo migliorare e che possiamo portare a casa dei punti. Poi quando arriviamo in fondo nei playoff vedremo, lì è tutto un altro discorso. In questa partita cosa le è piaciuto invece della sua squadra? Indubbiamente l'atteggiamento è sempre stato positivo, anche quando siamo andati in svantaggio. Mi è piaciuto il modo di difendere e nel complesso anche la gestione della partita. Però ci sono dei momenti in cui ci manca un po' più di personalità, di decisione, ma quello purtroppo è dovuto anche al fatto di vivere partite di questo tipo dove devi pensare più velocemente, dove la decisione è importante, ti può dare un vantaggio o uno svantaggio e questo è chiaro, in giovane età è difficile da trovare nei giocatori e abbiamo bisogno di lavorare e di capire gli errori. Il sabato alle 18 ci sarà un nuovo match al Pala Regnani. Sì, affrontiamo il Mirandola, che sicuramente è una squadra temibile perché purtroppo in questo momento ancora non ha fatto un punto, però sicuramente va alla ricerca di quella vittoria, di quel punto, perché sono ragazzi anche giovani che hanno voglia di imparare e stanno rendendo la vita difficile a tutte le squadre e quindi noi non bisogna dare per scontato e questo sicuramente è quel segno di maturità che dobbiamo avere la prossima settimana contro il Mirandola, non pensare che sia una passeggiata. Grazie Enrico Mariotti e in bocca al lupo al Roller Hockey Scandiano per il proseguimento della stagione. Grazie, in bocca al lupo anche a voi.